Seconda lettera di Timoteo, capitolo 2, leggiamo dal verso 8 per il contesto, ma come vedete il nostro verso sarà il verso 13. Ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, della stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo, per il quale io soffro fino a essere incatenato come un malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata. Ecco perché sopporto ogni cosa per amore degli eletti, affinché anch'essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù insieme alla gloria eterna. Certa è questa affermazione: se siamo morti con Lui anche vivremo. Se abbiamo costanza, con Lui anche regneremo. Se lo rinnegheremo, anche Egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Signore, parla al nostro cuore della Tua grandezza, della Tua fedeltà, Signore, perché ci possiamo ricordare che l'amore di cui siamo stati amati non dipende dalle nostre insufficienze, ma dalla Tua meravigliosa presenza, dalla Tua grazia sterminata, Signore, dalla Tua bontà senza limite. Signore, allarga il nostro cuore per contenere una parola così grande, perché ci faccia del bene, produca vita, gioia, pace, e noi possiamo esultare nella Tua presenza, oh Signore. Aiuta me, Signore, a parlare guidato dallo Spirito, perché la Tua parola procede in mezzo a noi e non la parola di un uomo. Te lo chiedo con tutto il mio cuore, nel nome di Gesù. Amen. Gloria al Signore. Accomodatevi, fratelli. Certa è questa affermazione: se siamo morti con Lui anche vivremo, perché Lui è risorto e noi risorgeremo con Lui. Se abbiamo costanza, con Lui anche regneremo. Se lo rinnegheremo, Egli ci rinnegherà. Lo dice la parola del Signore. Se noi ci vergogneremo del Signore qui oggi, un giorno Lui si vergognerà di noi davanti al Padre suo. Se siamo infedeli, c'è un conflitto di interessi, perché se fosse un uomo il Signore, la frase sarebbe: se lo rinnegheremo, Egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Egli sarà infedele con noi, cioè pagati con la stessa moneta. Ma con Dio c'è un conflitto di interessi, perché la fedeltà di Dio è una sua caratteristica fondante. Dio, in quanto Dio, è fedele. E se Egli fosse infedele, Egli annullerebbe, negherebbe, sarebbe in contraddizione con se stesso. E allora avviene che davanti all'infedeltà degli uomini, se noi siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Tra l'uomo e Dio vince sempre Dio. Tra le caratteristiche degli uomini e le caratteristiche di Dio vincono sempre le caratteristiche di Dio. E se noi siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché Egli è fedele. Alleluia. E questa caratteristica perfetta appartiene solo a Lui. La fedeltà di Dio non è la fedeltà degli uomini, è un'altra cosa, è un'altra pasta, è un altro universo. È la fedeltà di Dio, appartiene solo a Lui. Come Dio è fedele, può essere solo Lui fedele. La fedeltà nostra è buona, è da ricercare, è da sviluppare in ogni maniera, ma noi non saremo mai fedeli come Dio è fedele. Questa è una cosa che appartiene a Lui ed è una condizione di immutabilità.
Dio è fedele perché è eterno. Dio è fedele perché non cambia. Dio è fedele perché è Dio. Armando, non mandarla via, piuttosto dalla a me, la tengo io in braccio. La fedeltà di Dio non è influenzata da quello che accade. E questa è la grande differenza. Dio non si lascia influenzare da quello che accade. Infatti, Lui è fedele perché è fedele, ma vi vorrei far notare che Paolo qui usa un verbo diverso che non è una sfumatura, non è un dettaglio, è per dire un'altra cosa. Certo, quando noi parliamo di Dio, noi diciamo Dio è perfetto, Dio è eterno, Dio è infinito, Dio ha un'intelligenza che noi non possiamo comprendere. Uno si ferma e dice: queste sono cose che non competono a noi, non riguardano questa vita, perché Dio è alto, Dio è grande. A qui Paolo è come se calasse la gloria di Dio nella nostra umanità e dice: se siamo infedeli, Egli rimane fedele. Non dice è fedele, ma dice rimane fedele. E dicendo così non sta descrivendo il Dio perfetto, ma sta descrivendo un Dio che è a fianco a noi, che è coinvolto nella nostra vita, che vede quello che ci accade e nonostante la nostra infedeltà, Lui decide di rimanere fedele, di non cambiare le sue caratteristiche. Egli rimane fedele, egli resta fedele, egli sta lì fedele, rimane nella posizione che ha deciso di prendere nel giorno in cui l'abbiamo conosciuto. Sia benedetto il nome del Signore. Se siamo infedeli, egli rimane fedele. Ed è una buona notizia per noi, perché quando la fedeltà di Dio incrocia le nostre vite, noi abbiamo ogni bene da Lui, perché Lui rimane fedele. Alleluia. Questa mattina in mezzo a noi c'è il fedele e veritiero. È Dio che rimane fedele per la nostra vita, rimane fedele per ricordarci che noi possiamo confidare in Lui. Che cosa significa essere fedele? Significa che puoi avere fiducia, che puoi contare su quella persona. Su Dio possiamo contare, di Dio possiamo fidarci. Egli rimane fedele. E se Egli rimane fedele, allora Egli non cambia idea su di noi, Egli non ci abbandona, Egli adempie le sue promesse, anzi adempie la sua promessa. Vediamo brevemente questi aspetti. Se Dio rimane fedele, Egli allora non cambia idea su di noi. E questo appartiene solo al Signore, perché noi ci scopriamo gli uni gli altri nel tempo e tante volte nel tempo scopriamo che non ci possiamo fidare pienamente di tutti. E allora la nostra vita viene condizionata. Ma Dio, che rimane fedele a fianco a noi, non cambia idea su di noi. Nonostante le nostre insufficienze, nonostante noi nel tempo scopriamo quello che siamo. E a volte ci vuole del tempo, Lo Spirito Santo compie un lavorio continuo, perché noi partiamo bene, partiamo pieni di noi, partiamo convinti che siamo meglio degli altri, che siamo capaci, che abbiamo capito, ma nel tempo
quando la vita ci fronteggia e noi ci troviamo scoperti con tutti i nostri limiti, impariamo quel che siamo, che non siamo sufficienti ma siamo insufficienti, e non siamo illimitati ma siamo limitati, e non siamo ricchi ma siamo poveri, che non siamo forti ma siamo deboli, che non siamo intelligenti ma molto ignoranti su tanti aspetti. Nel tempo ci conosciamo meglio, e quando ci conosciamo meglio andiamo dal Signore e ci stupiamo dicendo: ma tu che sapevi tutto questo di me, ma come hai fatto a rimanere accanto a me? E ogni tanto me lo dico: se fossi per me, io mi lascerei perdere già da tanto tempo. Ma Dio non cambia idea su di noi, pur vedendo giorno dopo giorno la nostra infedeltà, Egli rimane fedele. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele. Vi ricordate quando il Signore preparò i discepoli al Getsemani? Pietro, io ho pregato per te, perché voi perderete la fede. Ma ho pregato perché Satana ha chiesto di vagliarvi, ma ho interceduto. E quando ti convertirai, aiuta i tuoi fratelli a venire a me. Gesù aveva già pregato per Pietro, e non aveva pregato sperando, aveva pregato sapendo: Pietro, tu mi abbandonerai. E Pietro lì replica e dice: Signore, se anche gli altri ti abbandoneranno, io e te fino alla morte. Ti puoi fidare di me. Con me hai trovato un compagno. Non sarai mai solo, con me fino alla morte. Vivremo insieme. E il Signore non glielo voleva dire. Non glielo voleva dire, ma questo ancora si riempiva il petto davanti agli altri. Tanto è vero che dice il Vangelo che anche nell'ultima cena i discepoli discutevano del loro argomento preferito, perché ricorre tante volte nel Vangelo. Il loro argomento preferito, ve lo ricordate qual era? Non la Champions League. L'argomento preferito dei discepoli era stabilire chi di loro era il più grande. E anche nell'ultima cena è scritto che parlavano di quelle cose. E Pietro si inorgogliva: io con te fino alla morte. E il Signore gli dice: io ho già pregato, stai sereno, io sono fedele, io ho pregato per te. Signore, no, prega per loro, per me no. Pietro, te lo devo dire, il gallo non canterà 2 volte che tu non mi avrai rinnegato 3 volte. Ma Dio rimane fedele e non cambia idea su di noi. Dio non cambia i suoi propositi per la nostra vita. Dio non cambia idea, non dice: poiché questi sono infedeli, io avevo pensato di compiere qualcosa per loro, ma adesso cambio idea, cambio programma. Non è più valido il mio programma per loro, non è più valido il mio progetto per loro. Dio è fedele e non cambia idea su di noi. Noi lo vogliamo ringraziare questa mattina, perché noi cambiamo idea sugli altri, cambiamo idea, se siamo anche onesti con noi stessi, su noi stessi. Dio non cambia idea su di noi. Malachia dice: poiché io, il Signore, non cambio, perciò voi, o figli di Giacobbe, non siete ancora consumati. Quanti possono confessare che nella loro vita, guardando al loro passato, sarebbero stati degni di essere consumati dal fuoco divino per le loro infedeltà? Io sì, e forse anche oggi. Ma Dio dice: perché io non cambio idea, voi non siete consumati. Signore, sei fedele. Quante volte ci inganniamo e diciamo: io non sono consumato, sono ancora in vita perché sto andando bene. E siamo infedeli, ma Egli rimane fedele. E per la sua fedeltà non cambia idea su di noi. Egli ci ha voluto salvare.
Egli non ha dovuto salvarci, Egli ci ha voluto salvare, perché ci ha amato di un amore grande. E se noi siamo qui questa mattina è perché Egli rimane fedele. Alleluia! Noi vogliamo ringraziarlo. Dicevo prima, secondo punto, Dio rimane fedele, pertanto non ci abbandona. Egli non ci scarica perché è fedele. Egli non si stanca di perdonare. È stato citato prima nella preghiera nella scuola domenicale, in Isaia 55, c'è questo invito che fa appello non ai nostri meriti, ma alla fedeltà di Dio. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via, l'uomo iniquo lasci i suoi pensieri, si converte al Signore che avrà pietà di lui. Perché? Perché l'iniquo diventa buono? Perché l'empio si comporta bene? No, lasci l'empio la sua via, perché il Signore avrà pietà di lui, poiché il nostro Dio non si stanca di perdonare. Alleluia. Egli non ci abbandona, rimane fedele. Quando anche tutti ci abbandonano, il Signore rimane al nostro fianco perché è fedele. Non perché ce lo meritiamo, perché tante volte rimaniamo da soli, non sempre, ma a volte sì, per colpa nostra. Tante volte gli altri ci lasciano per colpa nostra, a volte gli altri ci lasciano per colpa loro. Valgono tutti i casi, ma quello che meraviglia il nostro cuore, quello che ci sbalordisce ogni giorno è che anche quando tutti ci lasciano per colpa degli altri o per colpa nostra, Egli rimane fedele e non ci abbandona. Alleluia. La sorella testimoniava di suo padre e ha una piccola speranza che un giorno lo incontrerà nel cielo. Il ladrone fu salvato pur avendo vissuto una vita dissoluta, perché Dio non ci abbandona, è fedele, fino all'ultimo è accanto a noi, ascolta ogni singola parola, guarda ogni momento della nostra vita, ogni decisione del nostro cuore, Egli è con noi. E anzi, proprio nei momenti di solitudine, noi sentiamo questa realtà, sentiamo che Dio non ci ha abbandonato proprio quando tutti gli altri ci hanno abbandonato, perché è più facile, sapete, quando ce ne sono tanti vicino a noi e c'è anche il Signore, forse a volte siamo un po' distratti, ma quando non c'è proprio nessuno vicino a noi possiamo alzare il nostro sguardo e scoprire che Dio rimane fedele e non ci abbandona. Perché non ci abbandona? Perché l'ha detto. E l'ha detto all'inizio, non l'ha deciso dopo. Non ha visto dopo, vedendo, visto che gli altri ti hanno abbandonato, sai che faccio? Cambio programma, rimango io, va? Così non sei solo. No, Egli non ci abbandona, perché rimane fedele alla sua promessa. Lo scrittore agli Ebrei cita Giosuè, quando dice, voi fidatevi del Signore, perché Lui ha promesso, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. E poiché ha fatto questa promessa, noi siamo sicuri che non ci abbandonerà. A volte lo temiamo, se siamo onesti con noi stessi, perché rimaniamo soli per colpa nostra. È un dolce balsamo quando scopriamo che, come diceva Paolo proprio nell'epistola a Timoteo, tutti mi hanno abbandonato, ma il Signore è con me. Ma è ancora più stupefacente quando confessiamo i nostri peccati e riconosciamo che noi abbiamo sbagliato, abbiamo allontanato noi dalla nostra vita gli altri e Dio rimane ancora con noi. Egli rimane fedele. Sia benedetto il suo nome. Infine, terzo aspetto.
poiché Egli rimane fedele, Egli mantiene la sua promessa in Cristo. Vi voglio leggere, se lo volete aprire insieme a me, un brano nell'Epistola agli Ebrei, al capitolo 10, un brano che parla di Gesù. E dice così: avendo, fratelli, il verso 19, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quella aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Ma dovevamo leggere anche i versetti prima, perché quando leggiamo da solo questo verso, noi ci aggrappiamo a tutte le promesse del Signore. Io sono l'Eterno che ti guarisce, io provvederò a ogni tua necessità, io sfamo il passero e io sfamerò te dandoti il pane quotidiano. Noi ci appelliamo a tutte le promesse del Signore, ma qui lo scrittore fa appello alla promessa, a una sola, la più grande delle promesse: il perdono dei peccati per l'opera di Gesù. Alleluia. Noi siamo lavati dei nostri peccati perché Dio è fedele. Noi abbiamo la speranza della vita eterna non perché ci comportiamo bene, ma perché Dio è fedele. E lo è stato. Ci ha promesso il Salvatore e l'ha mandato. Il Salvatore si è offerto: chi manderò? Chi andrà per noi? E si udì una voce nel cielo che disse, Isaia lo sentì, e profeticamente la venuta di Gesù: manda me. Il figlio si è offerto ed è venuto. Ha detto che avrebbe pagato il prezzo dei nostri peccati e l'ha pagato. Quando era sulla croce e tutti gli dicevano scendi e noi crederemo in lui, pensando alla gioia che gli era posta davanti, morendo per noi, è rimasto sulla croce ed è andato fino in fondo. Quando nel Getsemani soffriva al pensiero di quello che sarebbe accaduto, è andato fino in fondo, è rimasto fedele. E allora, poiché Egli rimane fedele, Egli mantiene la promessa per noi. Non si è tirato indietro perché è rimasto fedele. La promessa di salvare è stata mantenuta. Ecco perché siamo salvati. Ed ecco perché chiunque verrà questa mattina a Gesù sarà salvato, perché quella promessa è stata mantenuta. La promessa di perdonare i peccati è stata mantenuta e i nostri peccati sono stati cancellati, e tutti i peccati che andremo a Dio chiedendo che Egli ce li perdoni saranno perdonati, perché Egli ha mantenuto la promessa. Ancora oggi tutto questo accade come una realtà, non come una fantasia, perché Egli rimane fedele. Egli è qui come il Dio fedele ed Egli mantiene la sua promessa di salvezza. Adesso ci accosteremo al pane e al vino, ricorderemo l'opera della fedeltà di Dio. Fratelli, chiediamo perdono dei nostri peccati, perché Egli perdona i peccati, e accostiamoci ai simboli della morte di Gesù, perché Egli è fedele. Perché Egli rimane fedele. Se siamo infedeli,
ne avremo il danno, ma da parte di Dio non cambia nulla, perché Egli rimane fedele. E il mio cuore si commuove quando pensa che un essere insufficiente come me ha comunione con un Dio così grande che rimane fedele. Ma viene gioia nel mio cuore al pensiero che tutto quello che io posso desiderare da Dio, tutto quello che io posso realizzare da Dio, lo posso fare soltanto perché Lui è fedele. E non ne devo dubitare, non devo temere di esserne privato, perché non dipende da me, ma dipende dalla sua fedeltà, e Lui rimane fedele. Vi chiedo di chinare i vostri capi. Alleluia.